Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre, i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buoni spese ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere. Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato ieri sera presso un'azienda agricola di Pantianicco, in comune di Mereto di Tomba, dove sono allevate più di 100 mucche, oltre a cavalli, suini e animali da cortile. Come documentano le nostre immagini, registrate pochi minuti dopo lo sviluppo delle fiamme, una scena impressionante, tanto che uno dei titolari dell'impresa è stato colto da malore, fortunatamente non grave. Diverse squadre dei vigili del fuoco, giunte da Udine e dal distaccamento di Codroipo, volontari della locale protezione civile e addetti dell'azienda hanno lavorato fino a tarda ora per domare il rogo, ma anche per trasferire il bestiame in luoghi sicuri, mentre si levavano muggiti lamentosi da ogni angolo della grande stalla. In soccorso sono giunti altri colleghi che si trovavano nei campi vicini e di compaesani che hanno aiutato la famiglia a tenere gli animali lontani dal fuoco, salvando il salvabile. Era il momento della mungitura, poco dopo il tramonto, quando si è innescato l'incendio dall'edificio dove si trova il deposito del fieno. In pochi secondi le fiamme hanno avvolto tutto il fienile e la stalla dove si trovavano appunto diverse decine di capi bovini. Bilancio finale: 2 bovine morte asfissiate mentre altre sono rimaste ustionate. Al momento impossibile quantificare i danni. Non si esclude che la causa principale del rogo sia l'autocombustione delle balle di fieno. Rilievi di legge da parte dei militari della stazione Carabinieri di Basileano. In tempo in cui le province spariscono, la Regione che contributo può dare alle amministrazioni comunali per portare avanti, diciamo così, portare in porto poi i veri progetti? Ma la Regione mantiene sempre un ruolo importante e fondamentale, è l'ente, diciamo, sovraordinato che deve bene o male curare la regia della gestione, diciamo, del territorio, che poi rimane affidata agli enti locali. Noi abbiamo fatto una scelta strategica importante, una scelta che passa attraverso l'eliminazione dell'ente provincia, come sapete. È una scelta che ovviamente trova delle contrarietà e chi parlerà probabilmente dopo di me le esprimerà tutte. Convinti come siamo che in un territorio come questo, un territorio non molto grande, di 1.200.000 abitanti, equivalente a una media provincia lombarda, sia possibile declinare un'architettura istituzionale che si fondi da un lato sulla regione e dall'altro sui comuni. I comuni che però, come dicevo prima, spesso sono inadeguati, sono troppo piccoli, fanno fatica a rispondere, e per questo la riforma che mi accingo a breve a presentare ufficialmente spinge sulle aggregazioni dei comuni, e questa spinta alle aggregazioni deve essere accompagnata anche da parte della Regione da segnali importanti. La Regione, insomma, in questo momento avrete sostituito la provincia, no? La provincia plan plan che la RA decadi. Ma in questo momento la provincia di Udine il contributo di dà, prima che venimi tutto, come si dice, la parola fin al vostro mandato?
Simpiché non sei di qualche simpiché, no? Esatto, bisogna vedere se si metterà le parole fine, perché bisogna fare una riforma costituzionale, insomma. La legge del Rio che è stata fatta all'inizio del mese di aprile prevede anche le province, quindi le province non sono morte, ma al di là di chi sta a spiette, esiste una questione in questa regione che riguarda il Friuli. Noi siamo una regione composita, fatta di due realtà, il Friuli e la Vignese Giulia, anche il nome Friuli, Venezia, Giulia. Allora bisogna dare al Friuli una sua unità, un ente che lo può rappresentare, perché io propongo di fare in Venezia Giulia la città metropolitana di Trieste e fa la provincia del Friuli, mettendo insieme Gurisse, Udine e Pordenone. In questa maniera si arriverà a un sistema come che è in Trento-Bolzano, e noi varessimo in pratica il Friuli e la Trieste, che si amministrerebbero all'interno della stessa regione con più autonomie e rispondenti anche a quelle che sono le sensibilità storiche, culturali, identitarie di territori che hanno tra l'altro due lingue sono differenti, il furlano e loro un veneto italiano, insomma, ma sono ridotte anche un sistema differente anche dal modo di lavorare, dal modo di concepire la vita. I triestinsi hanno altri concessi, altri modi anche di esprimersi. I furlans sono un'altra roba, allora bisogna mantenere questa diversità e riconoscerla anche all'interno di un ente pubblico che potete rappresentare. C'è una nuova legislazione che prevede che i rapporti fra impresa e enti pubblici devono essere, per quanto riguarda le fatturazioni, quindi i rapporti commerciali, devono essere certificati, io lo dico così. In che maniera certificati? Attraverso che cosa? Fatturazione elettronica si sta parlando. Che cos'è questa fatturazione elettronica? Insomma, e perché farla? La fatturazione elettronica è una grossa opportunità sia per le aziende che per la pubblica amministrazione. Parlando delle aziende è un'opportunità di avviare un percorso di digitalizzazione dei propri processi, quindi di semplificare i propri processi, non risparmiando solo sulla carta ma anche sui tempi di elaborazione delle attività amministrativo-contabili, quindi con la possibilità di focalizzarsi poi sul core business dell'azienda. L'obiettivo comune che hanno con la pubblica amministrazione è anche di ridurre i tempi di pagamento, l'obiettivo del Paese, e la fatturazione elettronica va assolutamente in questo senso, andando a velocizzare sia il processo di trasmissione che di gestione della fattura. Ci sono ovviamente delle date in cui tutte queste cose partono o partiranno. Possiamo ricordare queste date e perché? Beh, innanzitutto il tutto rientra in un obiettivo che è stato deciso a livello comunitario, cioè che per il 2020 la fattura elettronica non solo nei confronti della pubblica amministrazione ma anche tra soggetti privati divenga la normale modalità di fatturazione. Ci sono tre momenti fondamentali. Un primo momento già aspirato che prevede la possibilità di adottare volontariamente la fatturazione elettronica. Un secondo momento che è stato il 6 di giugno di quest'anno che prevede che per le amministrazioni centrali dello Stato e per gli enti di previdenza sia obbligatoria la fatturazione elettronica. Un terzo momento sarà il 31 marzo del 2015, la tappa più importante nella quale tutte le amministrazioni pubbliche, anche quelle locali, potranno ricevere e pagare soltanto fatture elettroniche e non più quelle cartacee. Classifica di Confartigianato sui comuni maggiormente attrattivi per le imprese, il comune di Udine risulta all'86esimo posto. Critiche da parte dell'opposizione chiedono le dimissioni, in particolar modo di questa giunta definita Baby. Come risponde, Assessore? Devo rispondere che appunto l'opposizione deve leggere i dati ufficiali di Istat. È abbastanza sconsolante che molte persone che fanno politica da decenni non conoscano questi dati. La classifica di Confartigianato è una sperimentazione, è una classifica originale, particolare, però è composta da diversi fattori, il risultato dipende da come vengono pesati i diversi fattori. E in realtà quello che conta sono i dati netti. Appunto il comune di Udine dal 2002 al 2014, quindi in quasi 10 anni, fatte 100 le imprese a inizio millennio e adesso ce ne sono 108. Imprese in comune di Udine, invece in provincia fatte 100 quelle nel 2002, ora ce ne sono 98, quindi i dati cantano,
sono molto chiari, mentre durante la crisi, mentre in Comune di Udine le imprese, le unità locali attive, anche le imprese artigiane di numero aumentano nettamente, in provincia appunto calano. Perché l'opposizione si attacca a questa classifica di Confartigianato? Perché gli permette di appunto attaccare il comune senza invece attaccare la provincia. Lei non ritiene attendibile la classifica di Confartigianato che mette, posiziona in posti medio-alti i comuni della montagna piuttosto che il vostro? Sì, dipende appunto dai criteri che vengono scelti. Appunto, ci sono tante sperimentazioni di questo genere in Italia, ce ne sono tante, alcune le fa anche il comune, però appunto bisogna prendere queste sperimentazioni per quello che sono. Spesso le sperimentazioni vanno appunto migliorate nei tempi. I dati ufficiali insomma sono molto chiari e vanno in un certo senso in una tendenza molto netta. Tasi da pagare per i residenti del comune di Udine entro il 26 giugno, dunque nessuno slittamento a ottobre. Interviene l'opposizione criticando questa tipologia di scelta. La nostra proposta era quella di sospendere, così come poi è stato anche convalidato dal decreto legge approvato dal Ministero, il pagamento di questa Tasi, anche perché Udine rientra nei 1800 comuni su 10.000 che hanno il pagamento diciamo entro il 16 di giugno. Oggi scopriamo anche che il comune, essendo in ritardo chiaramente con la consegna dei bollettini per il pagamento, ha slittato dal termine di 10 giorni di slittamento senza nessuna penale nei confronti dei cittadini, a ulteriore dimostrazione del fatto che effettivamente diciamo, le cose sono fatte in fretta. Perché? Perché secondo noi c'è bisogno di cassa e non c'era sicuramente necessità, diciamo così, di correre e di riuscire ad avere le cose in tempi relativamente stretti. Però è una considerazione che è stata fatta, noi abbiamo portato avanti la nostra battaglia. Resta il fatto che i cittadini devono pagare una bella somma comunque, perché di Tasi, dove si considera l'abitazione principale più un garage, se uno è proprietario di un garage, per un appartamento di 80 metri quadri degli anni 70 paga più o meno 300 euro di Tasi. Poi c'è la Tari che arriverà a fine mese anche quella sui rifiuti, che sarà equivalente e forse un po' più cara della bolletta diciamo, dei rifiuti che si pagava precedentemente. E poi c'è l'IMU che è da pagare comunque sulla seconda casa per chi ce l'ha, e quindi tutta una serie di accavallamento di soldi che a nostro avviso potevano essere dilazionati per andare incontro a quelle che erano le necessità normali delle persone. Sei pensionato e vuoi servizi di qualità per te e la tua famiglia? Iscriviti e sostieni la CISL Pensionati. Avrai più tutele e vantaggi e potrai stampare i dati della tua pensione, il CUD, l'OBSIM, necessari per la dichiarazione dei redditi. Inoltre i possessori della card CISL possono fare acquisti ed usufruire di sconti, convenzioni, buoni spesa ed altro ancora. Per ulteriori informazioni e ricevere la consulenza adeguata, vienici a trovare nella sede FNP CISL a te più vicina. Attenzione, attenzione, Udine che interviene. Keram ha segnato il gol del vantaggio sulla promozione su sanitari, ceramiche e accessori per la tua casa. Sei vincente? Keram ti fornisce l'assist giusto per fare gol davanti a tutti. Keram si trova a Tavagnacco in via Nazionale 56 di 1, aperta tutti i giorni, esclusa la domenica. Keram, non perdere l'occasione. La nostra emittente, in occasione dell'87esima adunata nazionale degli alpini a Pordenone, che si è svolta dal 9 all'11 maggio scorso, mette a disposizione di chi volesse un DVD con le riprese dell'adunata fatte da numerose gru da un'altezza di 50 metri. Il costo del DVD è di 30 euro, con la possibilità di spedirlo in tutta Italia. Per qualsiasi informazione o prenotazione potete chiamare i seguenti numeri: 0434 55 5486 o 0434 55 14 55. Ripetiamo: 0434 55 5486 oppure 0434 55 14 55. Gli alpini, un'occasione unica da rivedere.